sempre molto tragica. Abbiamo in linea Paolo da Montebelluna. Ciao Paolo, ben arrivato. Buongiorno a tutti. Salve. Allora, cosa vuoi raccontarci, Paolo? No, cosa vuole che le racconti? Racconto il fatto che sono stato dentro anch'io con questa situazione di Veneto Banca, però dopo io non mi sono appoggiato ad avvocati, perché avvocati cosa fanno? Sì, facciamo tutto, ti mangiano una montagna di soldi, non sono arrivati mai a nessuna conclusione. Io sono stato contattato attraverso la mia disabilità, l'Aizzolino, in particolar modo il signor Patrizio, mio fratello, mi ha contattato sapendo della mia situazione. Mi ha detto cosa è successo e mi hanno aiutato. Paolo, spiega qual era la tua situazione così riusciamo a capire la telefonata, prego. Non ho capito. Spiega la tua situazione così riusciamo a capire la telefonata, che in quale situazione ti trovavi? La mia situazione è che io sono una persona disabile e sono venuti a casa mia quelli di Veneto Banca promettendomi un'obbligazione e mi hanno truffato 85.000 euro in azioni. E lei capisce che una persona come me che non lavora e che ha questi problemi, naturalmente 85.000 euro sono tanti, ha capito? E quindi il signor Patrizio è venuto, mi ha spiegato un po' di cose, mi è venuto in aiuto tutto quanto e spiegandomi, e non mi hanno chiesto mai un soldo non mi hanno mai chiesto, si sono preoccupati della mia situazione, mi hanno spiegato il fatto delle cose, dei soldi dormienti, e dopo un tot di tempo fortunatamente qualcosa mi è arrivato, ha capito? A differenza di tanti avvocati che prendono 1.000, 2.000 euro, 3.000 euro e dopo non fanno niente, ti promettono mari e monti. Questa è la verità, ha capito? Adesso la situazione com'è, Paolo? La mia situazione non è rosea, perché non è che quello che mi hanno dato mi risolve la vita, però logicamente mi dà un po' da respirare, capisce? Perché 85.000 euro non sono mica pochi, sono veramente una grossa cifra, e un disabile poi che guadagna una miseria di pensione, lei capisce che un aiuto per quanto poco ci vuole, cure infermieristiche, questo quell'altro, però logicamente tutti quanti servirebbero, ma servirebbero a tutti. Ecco, cosa vuoi dire a Patrizio Miatello adesso che è qui con noi? Ecco, abbiamo sentito di questo 30%, di questo respiro, cosa vuoi dire? Patrizio cosa vuole che le dica? Che è una persona squisita, che è una persona di parola. Tutta l'associazione, i due avvocati sono stati tutti di parola, veramente, perché non mi hanno mai chiesto niente, mai, e hanno fatto tutto con il cuore e soprattutto con grande professionalità e senza tanti bla bla bla. Paolo, cos'è la giustizia per te? In Italia c'è giustizia? In giustizia non ce n'è mica tanta, non ce n'è mica tanta, se devo essere sincero. C'è in parte non c'è, ma secondo me, come diceva prima il signor Patrizio, qua c'è lo Stato che sta sbagliando tutto, perché i soldi loro ce li hanno quando gli fanno comodo per coprire i loro buchi, però per coprire in questo caso i risparmiatori che sono stati truffati, che sapevano, la Banca d'Italia sapeva quello che stava succedendo, ok? E quindi secondo me dovrebbero essere tutti risarciti al 100% di risparmiatori e non essere lasciati abbandonati così e fare una guerra, che Patrizio e i suoi avvocati devono fare una guerra per farci avere solamente una piccola goccia, ok? Perché i soldi ci sono. Per i politici a farsi i loro stipendi i soldi ci sono, per noi poveri risparmiatori non c'è niente. E quando Intesa San Paolo, ha preso Veneto Banca, come ha preso Veneto Banca, doveva prendere anche i debiti, non solamente le cose buone, doveva prendere anche i debiti e pagare i debiti ai creditori che avanzano i soldi. Grazie Paolo, grazie di questa testimonianza molto importante. Ringrazio ancora Patrizio
Grazie a te Paolo, grazie. Allora Patrizio Miatello, abbiamo sentito Paolo, un'altra vicenda drammatica, ecco veramente per me erano tanti soldi, sono anche disabile ed era una mia pensione che mi aiutava a vivere meglio e adesso purtroppo non li ho più, prego. Ma io intanto ringrazio Paolo della sua testimonianza, voglio ricordare un fatto molto simpatico che ci fa capire la volontà delle persone. Abbiamo fatto circa 15 giorni fa una riunione con i tesserati dell'associazione Eselino e abbiamo mandato l'invito. Il signor Paolo si è presentato facendo 27 chilometri con la sua carrozzina, anche io sono rimasto sconvolto perché uno che fa 27 chilometri e dopo c'era anche alla sera che pioveva, sono rimasto di stucco perché tante persone non si muovono e lui è venuto per ringraziarmi personalmente e ha fatto questi 27 km con una carrozzina elettrica. Poi ovviamente alla sera lo abbiamo accompagnato perché con la strada statale eccetera, però tanto per far capire la volontà e il riconoscimento di persone che sicuramente hanno qualcosa in meno